431 segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio per la bellezza di 36 milioni di euro di violazioni valutarie, il quadruplo rispetto al passato. I dati forniti dalla Guardia di Finanza di Treviso relativamente al quadriennio 2007-2012 sono sicuramente allarmanti, soprattutto se intrecciati con quelli relativi ai fallimenti delle imprese, lievitati del 70% nello stesso arco di tempo. L'ombra di infiltrazioni della criminalità organizzata anche in Veneto è più di un sospetto, a maggior ragione in un momento di crisi economica come quello che stiamo attraversando. La criminalità organizzata a vari livelli e con varie modalità spesso interviene sottraendo tessuto sano all'economia locale, e anche per questo l'impennata di fallimenti che c'è stata è un altro indice che comunque allarma la nostra attività di indagine. I settori maggiormente colpiti sono quelli che utilizzano manodopera meno qualificata, come l'edilizia, il trattamento dei rifiuti, il facchinaggio. Sulle aziende in crisi di liquidità si concentrano di più gli appetiti delle organizzazioni mafiose che intaccano il tessuto economico in diversi modi. Attraverso l'usura, i prestiti, abbiamo avuto una crescita negli ultimi 4 anni di oltre il 125% delle denunce per usura. Lo stanno facendo attraverso l'acquisizione di imprese, lo stanno facendo attraverso forme di joint venture con alcuni imprenditori e che via via poi vengono estromessi e dunque si insediano in maniera stabile. All'illegalità e ai modi per combatterla, la CGIL ha dedicato un convegno nel quale è stato fatto il punto sulla raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che riguardi i beni e le aziende confiscate alla criminalità organizzata per restituirle all'economia sana. Dati che riguardano l'evasione fiscale, i proventi della grande criminalità organizzata, i proventi della corruzione sono enormi e in sé potrebbero anche sanare ampiamente la crisi del nostro Paese, e quindi credo che una maggiore attenzione da un punto di vista legislativo, da un punto di vista politico e anche del mondo industriale farebbe sicuramente bene.